Telespettatori di Antenna 3, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata ormai da mesi a tutte le ultime notizie, agli approfondimenti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus, sui risvolti che questa ha nella nostra vita quotidiana. Ci colleghiamo subito in diretta Skype con il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati, in collegamento quindi con noi dal suo ufficio. Buonasera, buonasera Ministro, grazie per essere ancora qui con noi. So che state lavorando su molti temi in questa ripresa dopo il Ponte Pasquale, anche se comunque il Ponte Pasquale è stato un momento di grande lavoro per voi. Comunque una parola brevissima sulla festività trascorsa, perché proprio questa mattina il Ministro Lamorgese ha lodato insomma gli italiani che hanno dato grande prova di maturità in questo periodo. Infatti solo il 5% dei controllati è stato sanzionato. So che lei è molto aggiornato con i dati sul Veneto, sul nostro territorio. C'è qualcosa in particolare che voleva sottolineare? Guardi, innanzitutto per esprimere anche a chi ci ascolta il plauso, non saprei come dire, perché guardi che alla fine la quasi totalità degli italiani, da sud a nord, ha ritenuto di rispettare le regole e di rispettarle in un ponte che tradizionalmente vedeva tutti, no? Andare fuori porta, fare una scampagnata, stare insieme con i propri parenti, i propri amici. Quindi un grande senso di responsabilità individuale e collettiva. Lo si è visto al sud, lo si è visto al nord, lo si è visto in particolare nel nostro Veneto. Mi consenta di ringraziare, penso di farlo non solo a titolo personale del Ministero, ma francamente penso a nome di tutti i cittadini per bene ringraziare le forze dell'ordine. Si sono passati la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta sulle strade, no? a controllare non tanto per spillare quattrini come qualcuno dice ai cittadini, ma figuriamoci, ma per dare garanzia alla salute di ciascuno di noi. Quindi grazie alle forze dell'ordine. Ecco, io approfitto per farle una domanda. Lei è stato per tanti anni sindaco di Vicenza, quindi sicuramente ha ben presente quelli che sono i problemi degli amministratori locali, perché proprio di queste ore l'appello ha raggiunto 500 firme, quindi l'appello di 500 sindaci del nostro paese al governo per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile ed il conferimento appunto ai primi cittadini dei poteri necessari per velocizzare le opere più importanti e la ripartenza dei cantieri. Siamo ormai alle porte della fase 2, dicono i sindaci, e per i primi cittadini l'urgenza è quella di riuscire a dare una immediata risposta ai propri cittadini, tra l'altro insomma realizzando anche quella che è una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi che sono in corso. Si sta lavorando a Roma in questo senso? La mia vita, come lei ha ricordato, è stata una vita vissuta nel territorio, no? Al servizio dei miei cittadini, per tanti e tanti anni sindaco, anche presidente di provincia. Figuriamoci se adesso che sono a Roma insomma, è come se non posso dimenticare i problemi degli enti locali, e infatti sono in contatto quotidiano con le rappresentanze dei sindaci, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e con l'Unione delle Province Italiane. Il governo, nell'elaborazione del decreto di aprile, sta cercando di trovare una risposta solida alle esigenze dei comuni, perché i comuni sono il presidio primo, no? Quello più importante. Guai se i bilanci dei comuni, che verrebbero disorientati, squilibrati dal fatto che una serie di entrate che quando i comuni fecero il bilancio di previsione, no? Dice, ma io quest'anno prevedo di incassare X sui plateatici, di incassare X sulla tassa di soggiorno e così via.
o sulla pubblicità. Adesso sta cadendo tutto, no? La tassa di soggiorno che dovrebbero pagare i turisti, non ci stanno più i turisti, quindi non pagano più la tassa di soggiorno, quindi i comuni hanno paura di non riuscire a tenere l'equilibrio di bilancio. Lo Stato sta preparando un fondo cospicuo di alcuni miliardi di euro di denaro fresco che andrà ai comuni per assicurare loro di mantenere le funzioni essenziali al servizio dei cittadini. Inoltre, il governo ha intenzione di consegnare ai sindaci la possibilità di fare degli investimenti, quindi metteremo anche quattrini per gli investimenti, in modo più semplificato nelle procedure rispetto al passato. Ovviamente il sindaco si assumerà la responsabilità di fare bene il proprio lavoro, di farlo ovviamente con onestà, dovrà stare attento alle implicazioni ambientali o alle implicazioni paesaggistiche, no? Per non fare dei mostri di opere pubbliche sbagliate nel territorio, ma il sindaco dovrà avere le mani libere, quasi come un commissario. Lei ha presente, i cittadini hanno presente il Ponte Morandi. Il Ponte Morandi, dopo essere stato crollato, è stato fatto un nuovo progetto e adesso con procedure d'urgenza si sta per completare. Con le vecchie procedure ci sarebbero voluti anni. Ecco, noi vorremmo che quando saremo pronti alla ripartenza i comuni avessero un bel carburante per fornire un volano di crescita delle nostre comunità. Ecco, sicuramente questa è un'istanza molto sentita naturalmente dai comuni, dai primi cittadini. Volevo però affrontare ora con lei, Ministro, un'altra questione, quella delle elezioni, perché ieri sera a Ring, la nostra trasmissione appunto di approfondimento del lunedì, per la prima volta insieme i due avversari di Luca Zaia alla prossima tornata delle regionali si sono comunque come dire, detti d'accordo. Una tornata elettorale peraltro ancora nel limbo, con una data ancora incerta. Comunque sia Arturo Lorenzoni che Enrico Cappelliti si sono trovati d'accordo. Vorrei che sentissimo velocemente insieme questo passaggio, così poi avremo modo di commentarlo. Sentiamo. È vero, è sacrosanto che ci devono essere le condizioni per fare una campagna elettorale. Probabilmente, forse settembre potrebbe già essere una soluzione che in qualche maniera possa compensare le due diverse esigenze. Settembre può essere un periodo giusto se appunto le condizioni sanitarie lo consentiranno. Loro, gli avversari di Luca Zaia alle regionali, sembrano d'accordo. Settembre, epidemia permettendo, potrebbe essere il mese giusto per votare. La finestra del governo è chiara, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, ma fin da subito Zaia ha espresso il suo malumore. A mio avviso è impraticabile, ma lo è da un punto di vista sanitario. Noi abbiamo ormai quasi certezza che comunque ci sarà un ritorno del virus in autunno, punto. Votare prima allora, ma quando? Cappelletti e Lorenzoni guardano a settembre. Immagino che a settembre vuol dire che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di incontrare i loro candidati, possibili potenziali candidati ad agosto, non so quanto praticabile sia. Votare in estate? No, per i due avversari, e il motivo va anche oltre quello sanitario. Ora come ora l'esposizione mediatica di Zaia è alle stelle, svantaggio colossale in chiave urne. Mettere in luce quelli che sono i limiti dell'azione del governo della Lega di questi 10 anni, ma anche di questi ultimi mesi, che ci sono e che sono evidenti agli occhi di osservatori, diciamo così, attenti, in questo momento non è pensabile. Per cui ecco, accelerare il ricorso alle urne senza dare la possibilità appunto di ragionare con serenità e con visione su quelle che sono modi diversi di pensare al governo regionale, credo non sia una scelta responsabile. Lorenzoni e Cappelletti d'accordo sulla data, ma sul resto? In questa campagna elettorale mai partita e sospesa, gli scenari potrebbero cambiare. Ipotesi alleanza tra centrosinistra e grillini? La porta è sempre aperta, il percorso che abbiamo iniziato con il Veneto che vogliamo è un percorso di grande apertura verso i contenuti. Ben venga se riusciamo ad avere un progetto comune. Ma Cappelletti quella porta la chiude. Noi siamo nati proprio come movimento di protesta inizialmente, poi di proposta di un'alternativa rispetto a un sistema che
cambiava continuamente, con la difficoltà quindi di riconoscersi in una maggioranza, in un'opposizione che non era in grado di fare opposizione, in Veneto in particolar modo, tra gli attivisti, tra i simpatizzanti, tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle, è prevalso in maniera sostanziale la posizione di correre da soli. Ecco, allora, Variati, spero sia riuscito a sentire insomma, questo servizio, quindi insomma, gli avversari di Zaia vorrebbero che si tornasse alle urne a settembre per le elezioni regionali appunto nel Veneto. Il governatore preme invece per anticipare, per far tornare i veneti alle urne prima, aspetterà naturalmente al governo, al Ministero dell'Interno, poi che lei anche rappresenta, stabilire quella che sarà la data delle prossime elezioni, che appunto, lo ricordiamo, dovevano tenersi questa primavera, così del resto come anche il referendum e per ovvie ragioni insomma, di emergenza sanitaria sono slittate a data da destinarsi. Lei come vede insomma, la questione voto, la questione date? Io penso che i veneti in questo momento abbiano tante preoccupazioni, quella che non hanno è quella di andare a votare, perché si vorrebbe risolvere prima alcuni problemi gravi della nostra comunità. Però quando finisce un mandato, democrazia vuole che sia la sovranità popolare a decidere chi guiderà ad esempio la Regione Veneto nei prossimi 5 anni. E ovviamente affinché i cittadini siano in grado di scegliere, al di là della grande popolarità del presidente Zaia, però è giusto che ci sia anche il tempo per altri candidati di esprimere il loro pensiero, le loro differenze. Tenga presente che il prossimo mandato in Regione Veneto dovrà governare un tempo non facile. Guardi, in questi giorni c'è stata un po' di polemica dicendo ma sono tante le aziende che hanno già aperto oltre il 60%, ormai cosa? Attenzione, perché se statisticamente, guardando ai cosiddetti codici Ateco, adesso abbiamo imparato anche un certo linguaggio tecnico, un 60% buono delle aziende poteva aprire, ma quante sono le aziende che veramente hanno aperto? Perché purtroppo molte aziende che potrebbero aprire a pieno ritmo le proprie attività non lo stanno facendo perché i loro prodotti finirebbero in magazzino, cioè cominciano ad esserci gravissimi problemi nell'export, nei rapporti tra i mercati interno ed internazionali. Noi dovremo affrontare un periodo di ritorno, mi scusi se sono brutale, per una fascia importante di popolazione anche veneta, un ritorno alla povertà. Quindi la politica non può avere il solito teatrino di ieri, io sono a favore di questo, io sono contro quest'altro, ma che avremo bisogno di gente illuminata che ragioni su come aiutare a tornare a produrre a reddito nella nostra regione. Ergo, detto questo, giusto per dare qualche preoccupazione in più, ma io devo esprimere esattamente quello che penso. Quando è che si potrà andare a votare? Beh, diciamo il prima possibile. 1. La curva epidemiologica deve andare decisamente giù, se no non se ne parla proprio di fare comizi e discorsi vari in giro per il Veneto. Votare a luglio la vedo difficile, perché luglio è già domani, quindi non ci sarebbe praticamente quasi neanche la campagna elettorale, neanche un minimo di confronto. La vedo difficile, come dice Zaia, a luglio. Attenzione che poi non possiamo nemmeno impattare esattamente su agosto per la presentazione delle liste, per la presentazione dei programmi. Vabbè che avremo un agosto ben lontano dall'agosto di ferie che ci siamo trovati negli altri anni. Quest'anno vedrà, un agosto molto particolare per tutti noi, e ringraziare il cielo chi potrà tornare a lavorare in agosto, altro che ferie. Per cui, insomma, stiamo cercando alcune date che siano le più in qua possibili, ma che garantiscano di
diciamo una campagna elettorale dignitosa, atta a una democrazia come siamo. Potrebbero essere i primissimi di ottobre? Potrebbe essere un'ipotesi. Diciamo che entro il 20 di questo mese il Ministero dell'Interno prenderà un orientamento definitivo. Quindi insomma questione di pochi giorni ormai, insomma. Ormai è questione di pochi giorni, anche perché ci sono poi dei meccanismi tecnici per cui bisogna decidere almeno 70 giorni prima, insomma sono dei meccanismi un po' complessi e variegati di regione in regione, per cui non possiamo andare più in là rispetto a questa decisione. Ecco, sottosegretario, di questo paventato ritorno dell'epidemia in autunno, si è tenuto conto anche di questo? Parci bene dell'attuale epidemia. Io ho una preoccupazione, lo dico francamente, ma non per fare polemica, io non sono mai stato un uomo polemico. Sono un po' preoccupato di come sento che in alcuni ambienti veneti si sta interpretando l'ordinanza ieri di Zaia, quasi a pensare, tolti i 200 metri, tolte alcune... Come dire, ormai il grosso l'abbiamo passato, siamo in discesa, posso consentirmi a me stesso di fare la passeggiata, la biciclettata, magari anche invito un amico in modo che pure a distanza facciamo la camminata insieme. Attenzione, non siamo a questo livello, non ci siamo proprio. Siamo ancora a un livello di curva che se sbagliamo facciamo guai infiniti. Ne dico uno. Se per caso dovesse riprendere la pandemia, non solo il turismo ha già una stagione ormai compromessa, sia nelle spiagge che in montagna, che nelle città d'arte venete, ma se per caso all'estero dovessero capire che qui il virus non è veramente vinto, qui di stranieri in vacanza non ne vedremo manco l'ombra. E quindi dovremmo tornare a meccanismi di divieti assoluti e chissà se la popolazione delusa dalle autorità che non hanno saputo reggere diciamo una strada giusta si ubbidiranno peraltro ai provvedimenti. La vedo, come vede, sono un pochino più pessimista oggi. Attenzione, siamo responsabili, abbiamo fatto tutti questi grandi sacrifici per tutto il mese di marzo, per l'amor di Dio non facciamoci venire strane idee, perché prima dobbiamo vincerla questa pandemia e non l'abbiamo ancora vinta. Ecco quindi un senso di responsabilità che deve rimanere. Una volta che avremo dei dati molto significativi, certo il virus cosa vuole? Questo virus, fin tanto che non uscirà il vaccino, parliamoci con chiarezza, questo virus continuerà a circolare, continuerà a circolare. Guardi che non è escluso, come ci dicono alcuni esperti, che il 10% della popolazione abbia incontrato inconsciamente, senza ammalarsi, senza sintomi, abbia incontrato questo virus. Per cui noi la convivenza col virus ce la porteremo avanti per mesi, In autunno ci sarà una nuova pandemia, speriamo di no. Se avremmo saputo mantenere delle regole dignitose, ancorché più leggere rispetto a quelle attuali, secondo me affronteremo l'autunno e l'inizio dell'inverno con una certa solidità. Però il lavoro dobbiamo farlo adesso, se no saranno guai. Insomma, siamo sul filo di un rasoio e scivolare nel baratro è un attimo, mi pare di aver capito dalle sue parole. E camminando su un rasoio per seguire l'indicazione sua è facilissimo farsi del male, tagliarsi, no? Ecco, quindi dobbiamo essere equilibristi e per essere equilibristi quelle indicazioni di lontananza l'uno dall'altro le dobbiamo mantenere ancora per un po'.
Ecco, un'ultimissima domanda, lei accennava prima alle preoccupazioni per l'economia che ovviamente stanno coinvolgendo tutte le categorie economiche e di conseguenza comunque tutte le famiglie. Peraltro è proprio di oggi la notizia che il Fondo Monetario vede particolarmente nero, insomma, per il nostro paese nel 2020 un meno 9,1 del PIL, un 3% in meno a livello globale, quindi la peggiore recessione, insomma, rispetto alla grande depressione degli anni 30, molto peggio della crisi del 2008. Si parla di una forse probabile ripresa comunque nell'anno successivo, nel 2021, quindi ci aspettano, insomma, dei tempi sicuramente molto molto difficili. Sì, ci aspettano dei tempi difficili, non sarebbe onesto dire il contrario. Questo tutto sommato è una guerra, quella che stiamo combattendo, una guerra diversa rispetto alle guerre dei nostri nonni che hanno combattuto i nostri nonni, ma pur sempre una guerra, e le guerre poi quando finiscono ti lasciano più povero, sempre stato così. Poi c'è una ripresa. Ora noi veneti siamo un popolo straordinario, abituato a rimboccarci le maniche, a non piangerci addosso, a rischiare, a lavorare. L'abbiamo fatto nel dopoguerra, l'abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo saputo resistere quando in altri territori la lunga crisi che è partita nel 2008 e finita nel 2018 avevano messo in ginocchio tanti altri territori. Noi, grazie all'export, grazie alla qualità dei nostri prodotti, abbiamo saputo resistere. E penso quindi che questo nostro modo di essere ci aiuterà a superare anche una delle crisi più buie dell'ultimo secolo. Questa è la crisi che abbiamo davanti. Ma secondo me ce la faremo, ce la faremo. Posso farle una domanda? Sembrerà una banalità, probabilmente lo è anche, però in queste settimane, insomma, di difficoltà e di crisi stiamo ricevendo in redazione davvero centinaia, migliaia di telefonate su tutti i problemi concreti, piccole cose della quotidianità delle persone. Abbiamo parlato proprio con lei, sottosegretario, l'altro giorno della questione mascherine, adesso sono obbligatorie anche per qualsiasi uscita di casa nella nostra regione, quindi non solo per andare a fare la spesa, si fa fatica a trovarle, costano care. Altra questione che ci pongono moltissimi telespettatori è quella dell'alcol. Bisogna disinfettare tutto a casa, la spesa che si porta a casa, eccetera, perché non si trova più l'alcol nei negozi, che sarebbe il disinfettante più diffuso, più a basso costo, e magari, insomma, uno è costretto ad andare a spendere molti più soldi, a cercare delle altre cose. La burocrazia, insomma, sembra questa pietra che abbiamo ai piedi, che impedisce di risolvere anche dei problemi anche, insomma, facilmente risolvibili, che però alla fine nella quotidianità della vita delle persone hanno anche un loro impatto. Assolutamente. A proposito di burocrazia, però, voglio portare una buona notizia, perché oggi mi sono espresso in termini così negativi che no, voglio chiudere con una buona notizia. I 600 euro a tutte le partite IVA, a tutti i lavoratori autonomi che ne avevano fatto richiesta all'INPS, verranno sicuramente pagati nei conti, anzi alcuni li hanno già ricevuti, e saranno completati gli accrediti nei conti correnti di coloro che l'hanno chiesto entro venerdì di questa settimana. E anche questa è stata, una piccola grande battaglia contro una burocrazia che riesce sempre a complicare anche le cose semplici. Anche quando i quattrini ci sono, distribuirli è un problema nel nostro paese. Per quanto riguarda ad esempio l'alcol, il disinfettante, se lei è presente, ormai l'alcol non lo usavamo più. I disinfettanti che prendevamo in farmacia erano di altro tipo, no? L'alcol, che è quel disinfettante, l'alcol denaturato, un disinfettante che è stato usato per generazioni e generazioni, non veniva comprato più. Tant'è vero che una serie di case che producevano l'alcol si sono convertite nel tempo a fare altri prodotti. Adesso che l'alcol sarebbe il disinfettante più economico e più efficace, senza esagerare, che adesso
non ci roviniamo le mani a forza di alcol, perché non è neanche questo che dobbiamo, cioè le cose vanno fatte con il buon senso. Però adesso che avremo bisogno dell'alcol non c'è più chi lo sta producendo. Guardi, così come per le mascherine ci sono, mi pare, una cinquantina di aziende che si stanno riconvertendo per produrre alcol. Quindi io spero che nel giro di qualche settimana troveremo l'alcol, così come oggi non riusciamo più a trovarlo nei supermercati. Comprese le mascherine. A proposito di mascherine, è una cosa indigeribile, qua non c'entra destra, sinistra, governo, Roma, Venezia, è indigeribile che una mascherina che dovrebbe costare attorno all'euro venga venduta a 3 volte, 5 volte, 7 volte e si è arrivati addirittura a 10 volte tanto. Tant'è che noi dal Ministero abbiamo fatto una particolare raccomandazione alla Guardia di Finanza perché con l'intelligence si individuino, diciamo, i gangli dove si stanno facendo delle speculazioni sulla testa dei cittadini. Questo non può essere, ne abbiamo già beccati alcuni, ne beccheremo anche altri, perché è giusto che una mascherina in farmacia abbia un costo che sia un costo congruo con il valore di questo straccetto alla fine, che dobbiamo però mettere davanti al naso, davanti alla bocca, perché in qualche modo ci protegge e soprattutto protegge gli altri. Certo. Buona cosa ha fatto Zaia, e chiudo, buona cosa ha fatto Zaia, io sono molto d'accordo in questo senso con lui, quando dice mettetevi la mascherina quando andate fuori. Sì, perché se tutti noi fuori casa avremo la mascherina, guardi che quel filtro lì sarà utilissimo per bloccare il virus. Bene, grazie allora sottosegretario, grazie per averci dato anche alla fine questa buona notizia dei 600 euro, insomma, che arriveranno a breve per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Grazie dunque e buon lavoro, arrivederci, alla prossima, grazie, saluti. Allora, noi ci fermiamo adesso per un istante di pubblicità, a tra poco.